Il cronoprogramma prevede una definizione dei lavori della piazza per il 16 di giugno, tempo permettendo. La data da segnare sul calendario è quella del 16 giugno, quando verranno ultimati i lavori della piazza di Mogliano, un momento che i commercianti attendono con impazienza. Il cantiere, che da settembre interessa buona parte del centro per quanto necessario, sta creando non pochi problemi e le vendite ne risentono. Proprio da questo disagio nasce l'associazione di commercianti Mogliano da Vivere. Siamo felici di aver preso una situazione di disagio legata a tutta una serie di lavori e di problematiche che stavano vivendo e averla trasformato in un nuovo progetto, in una nuova partenza e in uno strumento che ci auguriamo serva e possa servire a tutti per lavorare di più. Le iscrizioni sono cominciate, l'associazione ha già in programma alcune iniziative per rivitalizzare Mogliano anche prima della fine dei lavori. Il 16 aprile in Piazzetta Teatro una sfilata di moda con tutte le attività associate e poi l'evento clou per l'inaugurazione della nuova piazza. Abbiamo pensato alla Notte Bianca. Anche in questo caso le varie attività si metteranno a disposizione dei nostri cittadini, tenendo aperto i loro negozi fino a un'ora tarda. Ci saranno attività per le famiglie, DJ set e spettacolo. Per fine estate si pensa ad una festa dello sport per poi arrivare alle iniziative natalizie. Al Comune si chiede collaborazione, ad esempio sul tema parcheggi. L'amministrazione ha già trovato delle soluzioni per i parcheggi durante i periodi delle festività, proprio per agevolare l'arrivo in piazza, quindi non mancheremo assolutamente, sicuramente di ascoltare i commercianti, ma anche di intervenire in modo fattivo e concreto. Rivitalizzare il centro, ma non solo, il progetto vuole coinvolgere l'intera città. Anche per contrastare un po' il degrado, la delinquenza che può nascere dove non c'è una città vissuta. Abbiamo Piazza del Marinaio che è assolutamente viva, Piazza Pio X importantissima, abbiamo aree che sono un po' più dedicate alla ristorazione, ma tutte hanno pari dignità e tutte devono essere coinvolte in un progetto generale di valorizzazione del commercio.